Il Mizzica Film Festival, ideato da Nicola Palmeri, ha compiuto 10 anni. Il Mizzica Film Festival premia ogni anno un artista siciliano che si è distinto nel panorama del cinema italiano. E Palmeri annuncia: quest'anno abbiamo il grande piacere di avere omaggiato il regista, autore e direttore della fotografia palermitano Daniele Cipri. La consegna del premio si è svolta a Via Grande, in provincia di Catania, presso Villa di Bella. Al rientro a casa, dopo la manifestazione, ascoltiamo Nicola Palmeri. Torniamo da Via Grande. A Via Grande c'è la meravigliosa Villa di Bella, dove ogni anno organizziamo una delle serate del Mizzica Film Festival. All'interno di Villa di Bella si organizza anche lo Stata Corti Film Festival, l'unico festival cinematografico del cortometraggio ironico umoristico siciliano. Quest'anno al Mizzica Film sono arrivati circa 500 film provenienti da tutta Europa. Noi non premiamo solo i filmmaker che partecipano al nostro festival, ma premiamo anche un artista siciliano che si è distinto, ogni anno ne premiamo uno, che si è distinto nel panorama cinematografico nazionale. Quest'anno abbiamo avuto l'onore e il piacere di premiare il grande maestro, sceneggiatore, direttore della fotografia e regista Daniele Cipri. Ci siamo sentiti veramente tanto piccoli al suo cospetto, l'abbiamo premiato e abbiamo scoperto una persona veramente fantastica. È un piacere per noi, è un onore premiarti con il nostro rito dicendo Mizzica Film. Sono cieco, vedete? Finalmente si è scoperto che sono cieco. Sono onorato. Abbiamo avuto anche un'altra bella presenza, da Stefano Chiodaroli a Stefano Cairone. Grazie per la bella presenza. Quest'anno il Mizzica Film decide di abbracciare la comicità cominciando a dare spazio anche ad artisti locali o comunque emergenti, e così mi è stata data questa grandissima opportunità personale e professionale. Ho avuto modo di dividere il palco insieme ad un grandissimo che è Stefano Chiodaroli. Qualche giorno prima l'abbiamo fatto con Paolo Migone, con un altro progetto ancora di Mizzica Film e con tante altre cose che adesso cominceranno a bollire in pentola, visto che la cosa, devo dire che funziona. È stata una bellissima esperienza, quindi direi che siamo andati lì per fare tante cose, ma la principale è stata quella di andarci a divertire come dei matti, e quindi vi invitiamo a seguirci in tutto ciò che farà Mizzica Film. Penso che se ne vedranno delle belle. E comunque, Nicola, permettimi a questo punto di farti un ringraziamento pubblico per avermi dato questa opportunità anche di crescita personale, insomma, se vogliamo. Ma ormai ti conoscono tutti a te, Stefano. Nella zona almeno ti conoscono tutti. Esagerato. Scusa un attimo. Bruno, un passaggio. Ma questo che è?